Eder. Mac. Pallister. Io abbasserei notevolmente anche il tempo, perché si sta parlando di un'edera, quindi è molto fragile, addirittura già dopo un giorno l'edera gli vai a togliere coprendola l'ossigeno, quindi gli levi il metabolismo, è normale un ingiallimento già dopo pochissimo tempo. E quei sacchetti, come dice proprio anche la relazione della dottoressa Vidali, sono completamente spogli, puliti, non sono ricoperti da parti vegetali, da fogliami, da niente. Se noi li osserviamo attentamente abbiamo due piccolissimi escrementi, molto probabilmente di uccello, e la presenza di quello che è molto probabilmente un millepiedi, un misero millepiedi, uno iulide, che è un animalino notturno, quindi anche questo ci indica che veramente il tempo di giacenza di Liliana nel boschetto è brevissimo. La sera precedente noi partiamo da una sensazione molto positiva, l'asfissia è confermata e quella è la causa, ma noi siamo molto fiduciosi del fatto che il quadro delle lesività verrà descritto come un atto violento. Sapete, la bara non era zincata e quindi ci è arrivato un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Io ritorno, e so che magari per molti sarà una cosa da sorridere, ma la voglio ricordare, che quando mi avvicinai al caso di Liliana ho iniziato osservando i video e le foto dove c'erano delle formiche che camminavano sul volto di Liliana. Quando poi siamo arrivati con grande sorpresa a vedere quei sacchi della parte superiore, quei sacchi che ricordiamo erano stati manipolati da numerosi operatori, poco c'era rimasto, quel poco che c'era rimasto, ma era tanto, erano costellate di formiche quei sacchi. Quindi perché un animale così evoluto, le formiche, un insetto sociale così organizzato, quando è freddo lui dormiva tranquillamente in diapausa sotto la vegetazione, ha localizzato Liliana e fino al pomeriggio, perché Liliana è stata ritrovata il pomeriggio, non l'ha assolutamente lesionata. Una spiegazione che noi possiamo dare, ed è quella che tutti possono provare anche sperimentando a casa, ci sono numerosi lavori, è che se quel corpo è stato davvero refrigerato, i formicidi non l'hanno attaccata perché non gradiscono lesionare delle proteine che sono state precedentemente congelate. Quindi un'indicazione, non è una prova, io capisco che è povera e non si può andare solo con questo. Considerate queste due ipotesi, quindi è stata aggredita il 14, oppure è stata da qualche parte, mentre per la prima abbiamo tutte le indizi, indicazioni, evidenze che avete descritto prima, per la seconda non abbiamo niente, cioè anche se Trieste è piena di telecamere, poi anche com'era la vita di Liliana, una persona schiva, una persona riservata. Liliana la ritroviamo come era quella mattina in pratica. Come avete detto, non voglio ripetere cose già abbiamo sentito, quindi qui abbiamo delle indicazioni. Nella consulenza nostra dei familiari che è stata depositata viene fuori proprio un'attività normale che lui ha nel magazzino del cellulare, perché proprio quella mattina c'è questo buco. Non c'è traffico dati, può darsi anche che fosse proprio spento. E poi c'è quella famosa chiamata delle 8:22 che è presente nel tabulato verso Claudio, che viene cancellata, e ora ho il full file system che non è stato applicato la prima volta. Il consulente sta cercando di capire a che ore è stata cancellata. Quindi ora, utilizzando la nuova metodologia, stanno cercando come sono stati recuperati tutti i messaggi cancellati di WhatsApp, che prima non erano stati recuperati. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.